Niente ruspe, l'impresa che si è aggiudicata l'appalto per abbattere il cosiddetto ecomostro di Realmonte, a 2 passi dalla splendida Scala dei Turchi, oggi ha dato il via alle cosiddette operazioni preliminari, con l'apertura del cantiere, la predisposizione della cartellonistica e la delimitazione, la recinzione del lotto nelle parti mancanti con paletti e rete metallica. Poi si passerà alla demolizione delle opere di elevazione, degli impalcati, della frantumazione e del conseguente trasporto del materiale proveniente dalla demolizione. Infine il ripristino dei luoghi. L'impresa è quella dei fratelli Scirè di Porto Empedocle, azienda leader nel settore che ha già operato nella demolizione dell'ex area Monte Edison di Porto Empedocle. Dunque solo nei prossimi giorni arriveranno i mezzi per procedere all'abbattimento dello scheletro. La ditta ha tempo un mese per procedere a tutte le operazioni previste. Al cantiere presente stamani anche il sindaco di Realmonte Piero Puccio. Oggi era previsto l'inizio dei lavori, ma è inteso come preparazione del sito, quindi l'incantieramento. Materialmente inizieranno con la cartellonistica e poi con la recinzione dell'area. Comunque ormai ci siamo, non ci sono più problemi e si andrà verso la demolizione. Sì, almeno credo che sia a questo punto proprio. Poi ci sono anche gli altri, quelli di Lido Rossello. Sì, là è un'altra storia molto simile a questa, anche se diversa da un punto di vista giudiziario e giuridico, ma si andrà pure verso la stessa direzione, ecco. Ma rimane sempre aperta la questione della strada di accesso alla Scala dei Turchi, interrotta dopo il crollo del gennaio scorso. A distanza di 5 mesi tutto è come prima. I lavori già la provincia ha fatto tutto, già è stata appaltata, la ditta aggiudicataria è già stata designata, quindi si aspetterà circa un mese per la pubblicazione all'albo, dopodiché dovrebbero iniziare i lavori. Quindi io spero che ai primi di giugno si iniziano effettivamente i lavori di messa in sicurezza. Però forse sarà inficiata un po' la stagione estiva. Sicuramente sì, a questo punto sì. Comunque con l'ufficio tecnico della provincia stiamo studiando un itinerario alternativo per evitare questi disagi, perché già in queste giornate di bel tempo si è visto un po' di problemi sono avuti.